Bene amici, eccoci qua con una nuova diretta di oroscopo della settimana. Un caro abbraccio va per tutti quelli che seguono il mio canale ed a tutti quelli che ci seguono su altri social network. Quindi un abbraccio va per tutti quelli che mi seguono su Instagram, su TikTok, su YouTube e via via via. Bene, allora andiamo con il segno per quanto riguarda la settimana che va dal 7 giugno al 13 giugno. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Vediamo l'Ariete cosa ci prepara per questa settimana. Allora, Ariete in amore, questa nuova settimana sceglierete di essere diretti e di parlare con il vostro partner. Se qualcosa non va è meglio essere chiari fin dal principio e magari potrete condividere anche idee e nuovi progetti. I single invece difficilmente avranno paura di farsi avanti, di fare un passo in più in una nuova conoscenza. D'altronde il pianeta dell'amore sarà in ottimo aspetto per voi single. Sul lavoro invece, per quanto riguarda il lavoro, si aprirà una fase di recupero. Sarà quindi importante cercare di dare il massimo e approfittare di questo momento così positivo. Il segno del Toro. Amore. A partire da questa settimana potrebbe aprirsi un momento veramente importante per i sentimenti. Non è detto che ci saranno delle immediate novità, anzi, il prossimo periodo infatti potrebbe essere interessante per chi vuol fare un passo in più. Ovviamente vale sia per i cuori solitari che per chi è già impegnato sentimentalmente. Sul lavoro invece per voi del segno del Toro, ancora meglio sul lato professionale, qui potrebbero esserci novità e cambiamenti, anche un nuovo percorso. Potrete iniziare a pensare più seriamente ad un progetto a cui tenete davvero. Il segno dei Gemelli, amore. Sarà una settimana abbastanza ottimista e piena di episodi piacevoli. Vi dimenticherete per un po' dell'agitazione dei scorsi giorni, così che possiate godervi un po' di più le emozioni. In questo periodo avrete parecchie cose a cui pensare, ma forse non riguarderanno soltanto le questioni amorose. Attenzione! Sul lavoro invece tantissime idee, tanti progetti a cui vi state dedicando. Il fatto è che i risultati non arriveranno subito e sarete costretti a pazienziare un po'. Meglio non avere fretta e lasciare fare le cose con le giuste tempistiche. Il segno del Cancro. Amore. Con i sentimenti non avrete dei giorni troppo semplici, problemi infatti potrebbero non mancare e a dover affrontare disagi ancora più grossi saranno tutti i cancerini alle prese con due relazioni. Potrebbe essere il momento di prendere una decisione, tra l'altro le stelle sembrano non sostenervi troppo. Per i single non saranno giorni di grandi incontri, ma mai dire mai. Sul lavoro invece per voi del segno del Cancro, sul lavoro
vi dovrete mettere parecchio di impegno perché ci saranno alcune cose da dover risolvere. Non è detto che tutto filerà liscio per i compiti lavorativi, ma dovrete prendere quello che vi viene nella maggior parte dei casi. Il segno del leone. Amore. Questa sarà una settimana di giugno decisamente positiva ed intrigante per l'amore. Se siete impegnati in una relazione sentimentale, vivrete un momento fantastico con il vostro partner. Se invece non siete impegnati e avete il cuore libero, potrebbero essere dei giorni particolarmente fortunati. Dovrete essere pronti a fare una nuova conoscenza. Sul lavoro invece le stelle saranno abbastanza interessanti. Si aprirà un periodo di cui non mancheranno buone nuove emozioni. Ovviamente non potrete mettere da parte l'impegno e la concentrazione. Il segno della Vergine. Amore. Dovrete prepararvi ad affrontare dei giorni complicati se siete impegnati in una storia d'amore. Con il partner infatti potrebbero aprirsi discussioni e polemiche varie. Proprio per questo le questioni private potrebbero farsi particolarmente difficili. Dovrete cercare di tenere tutto questo nervosismo solo in ambito amoroso. È possibile che le stelle di questa settimana non favoriscano troppo nemmeno i single. Lavoro per voi della Vergine, come appena detto, sarà meglio non portarsi delle distrazioni sul posto di lavoro. Potrete essere ottimisti anche perché è prevista una buona nuova per voi in arrivo. Il segno della Bilancia. Amore. È tempo di un buon recupero per l'amore, i sentimenti e le emozioni più in generale, più o meno. Finalmente potrete quindi contare sulle stelle per godervi un miglioramento all'interno della relazione con il partner. Se avete il cuore libero da un po' di tempo, invece potrebbe essere il momento giusto per iniziare un nuovo approccio conoscitivo con qualcuno. Sul lavoro invece per voi della Bilancia sarà una settimana ottimista pure per il lavoro. Qui infatti dovrebbero arrivare delle novità piuttosto interessanti per progetti e obiettivi di tipo professionale. Auguri e complimenti. Scorpione, amore. In questa nuova settimana di giugno Venere non sarà più in opposizione e per questo potreste contare su qualcosa di buono. L'umore sarà quindi di nuovo positivo, così che possiate recuperare un po' con i rapporti personali. E lo stato d'animo sarà ottimo pure per i cuori solitari. Potrebbe essere il momento di un nuovo incontro interessante, chissà. Per il lavoro, per voi dello Scorpione invece, voi nati sotto questo segno probabilmente state sperando in qualcosa in più per lavoro. A livello economico le cose sembrano non andare troppo bene, soprattutto perché avete tante uscite di denaro da dover gestire. Il segno del Sagittario, amore. Potrebbe essere una settimana particolare sia per l'umore che per le questioni amorose. Se avete già un partner al vostro fianco è possibile che la relazione sia importante e che ve la stiate godendo appieno. Qualcuno invece dovrebbe pur trovarsi in una fase di caos e dei dubbi potrebbero esserci anche nella testa di chi non ha ancora trovato la sua anima gemella. Per il lavoro invece
avete degli obiettivi professionali che volete assolutamente realizzare. Oppure qualcuno potrebbe non condividere le vostre idee e confondervi ancora di più di quando non lo siate. È proprio il caso di abbandonare un sogno per le opinioni altrui? Io dico di no. Scorpione, amore. Questa settimana sarà abbastanza tranquilla e serena e con molta difficoltà ci saranno delle news in amore. Se con il partner qualcosa non va, probabilmente non riuscirete ancora a trovare il giusto equilibrio. Bene tutte quelle coppie stabili. Per chi è single invece saranno dei giorni piatti e senza grandi conoscenze. Nel lavoro invece potrebbe essere una settimana di normalità, di abitudini, ma comunque non un periodo di novità per il lavoro. Ci sarà la possibilità di pensare a qualche nuovo progetto professionale in vista del domani. Sarà però fondamentale riflettere bene. Questo sarà un punto da cui poter prendere di nuovo la forza. Il segno dell'Acquario. In amore, per voi dell'Acquario, le stelle di queste giornate di giugno vi porteranno tanta forza e dinamicità per quanto riguarda che potrete sfruttare in tutti i campi. Quindi datevi da fare. Con i sentimenti sarà una settimana in cui potrebbe esserci una certa esigenza di vivere qualcosa di diverso. Non è detto che per i cuori solitari non arrivi una bella novità per l'amore e i nuovi incontri. Sul lavoro invece per voi dell'Acquario la voglia di novità potrebbe farsi viva pur sul posto di lavoro. Forse la solita routine professionale vi ha stancati e proprio per questo vorreste approcciarvi a qualcosa di diverso. E infine il segno dei pesci, amore. Questa nuova settimana del mese potrebbe essere abbastanza complicata per i sentimenti di coppia e single. Con il vostro partner potrebbero esserci dei problemi. Probabilmente avrete bisogno di qualcosa di diverso all'interno della storia d'amore. Avete delle esigenze diverse e non riuscite a comprendervi. Forse è il momento di fare una scelta. Per i single non sono previste delle novità, ma in realtà non si esclude né. Ok? Quindi cercate di valutare bene il tutto. Sul lavoro invece è possibile che siate troppo presi dalle questioni sentimentali per dare il massimo possibile per la professione che voi svolgete. Qualcosa potrebbe andare diversamente rispetto a come avevate previsto voi. Bene, bene, bene. Allora amici, così abbiamo concluso anche per questa settimana che va dal 7 di giugno al 13 di giugno l'oroscopo. Quindi io vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana e se avete bisogno di me qui trovate il mio numero nello scrollo. A tutti voi che le stelle siano sempre con voi tutti.